titolo Tasiti che parli e come è nostra abitudine cominciamo subito con dei bei consigli a dare a tutti quelli che ci ascoltano. sì. Allora, in che periodo siamo dell'anno, della stagione? È primavera inoltrata. E qual è il problema di questo periodo, oltre a tutti gli altri Ne problemi abbiamo che tanti, però, tanti. ma uno che ce l'abbiamo sempre in questo periodo sono i peluchi. Sì, i pioppi dappertutto. di tutte le piante, quelle là che fanno quello I raminacei. Maria, vedi? Senti che parola che hai detto a Franca, che roba là? Esiste, E dice tanta gente che ha allergia. E c'è tutto un starnutire, Non si può neanche. ma no, ma mio Dio, qui che sta nel suo periodo, poeti, resterà solo perché scampa tutti, Tutti. ma a parte quello, i peluchi va anche sui tappeti. Mario, sono super sporchi. Ma non solo i peluchi, nelle case, chi c'ha il gattino, il cagnolino, la pecorella, la gallinella, quindi Gli animali domestici. gli animali domestici in casa fanno pelo. Pelo tanto. Lo cambia in questo periodo. Allora noi abbiamo il modo per aiutarvi a risolvere il problema del pelo sul tappeto. Benissimo. Benissimo, come si fa? Con due attrezzi. Primo attrezzo, Franca, passare l'attrezzo. Ecco qua l'attrezzo. Renata, passare il secondo attrezzo. Ecco il secondo attrezzo. Ecco il secondo attrezzo che si chiama Adamo, detto dagli amici Adamino. Con il primo attrezzo si passa il secondo attrezzo. Vedete? Dopo un po' che voi fate così, con l'attrezzo 1 sull'attrezzo 2, l'attrezzo 2 non ha più i peli e tutti i peli sono sull'attrezzo 1. Ma Silvana, ma perché qua i peli neri e il cane marron? Guarda il pelo in nuovo, guarda il pelo in calapei, perché ho anche un gatto nero. Adesso, Franca, avete capito? Allora, attrezzo 1 su attrezzo 2, grazie Damino. Caro il bebè. Franca, tieni l'attrezzo 1, Renata, tieni l'attrezzo 2 Ecco qua. e via con la sigla! Allora, siamo qua pronti a rispondere a tutte le vostre mail, tutte. Cerchiamo di rispondere a tante perché a tutte non ce la facciamo, ma grazie di tutto quello che ci avete mandato, tante le belle le cose che avete detto. Continuate a scrivere, Continuate a scrivere e io inizio a rispondere alla Tania Fontanel che ha i problemi dei peli, dice che ha peli che viene fuori da tutte le parti, approfitta, parli a ciuffi ormai perché non sappi cosa fare. Allora, cosa si fa con i peli? tanto abbiamo saputo che adesso i verdi anche i tagliapei e ora Tania, ciappa un appuntamento e va. E tali che anche in questo momento te può dire che a colpa di tutto sarà, così, no, Dai, perfetto. e dopo, Sì. perché avevo Cristian Dannone Veneto, Cosa vuoi? un intenditore, perché sì. lui ha scritto, siete anche tre belle gnocchi. Dai! Cristian, sei un intenditore e ha anche scritto, devo ammettere che vi adoro. Ma Cristian! Ma anche noi altri ti adoremo! Un bel applauso a Cristian! Eccoti là, grazie Cristian! Grazie. Vuoi tu di qualcosa ti? No. Dici Renata qualcosa? Mi si arriva una mail da Didi da Verona che ha un problema per i gnocchi fatti in casa perché ha detto che viene fuori un gnocco solo che non è buona fare. E ora mi vuoi dire che cara Didi, ti fa così, ti spiego. Ti metti una giacchettera, ti dà una bella petenata, ti ciappa su a borsetta, ricordati di guardare dentro che vi sia anche il portafoglio fiscale dentro, te vai al supermercato. Con mascherina e guanti Sempre. e poi anei sola. Sempre. Te vai dentro al supermercato e ti compra tante buste dei gnocchi, quei fatti in casa. Ti torna a casa, ti metti su a borsetta, ti cava via la giacchetta, ti metti sull'acqua da pasta e ti metti i gnocchi dentro 2 minuti e li sei fatti. Guardami, se non ti viene bene anche questi, ora ti sei proprio un disastro. Dai, fai e invitane anche a mangiare. Proprio che altri veniamo. Dopo, chi Franca ha avuto di qualcosa? No, la fine. Non dice niente. Dopo la cara Manuela De Bastiani, cara, grazie a tutti i belli saluti
che ne parla del figlio Lorenzo del Segusino. Credo che sia anche del Segusino, se so figlio del Segusino. Anche perché tu sei piccini e Nanga mandava un audio bellissimo e la registravo. E dice anche come si fa a dire i tosatei, convincere i tosatei a fare i compiti. Come si fa? E allora guarda cara Manuela, mi sono informata. Brava. Dice tutti i psicologi, i pedagogici, i maestri, tutti quei che sanno Studiosi dei tosatei. che sanno a parole, a piede del libro, qua dice tutti i metodi per convincere i bambini a fare i compiti. E il mio è più semplice, che dice Lorenzo, se non ti fai i compiti non ti daranno da mangiare. Chiuso il discorso. E vedrà che i compiti li fa. Anche Secondo me. Bene. Franca, vuoi tu di qualcosa? No, non c'è, non importa. Dicomi un'altra roba che tengo a dire tanto a Lidia De Piancarra. Allora, è una roba che mi ha fatto morire da ridere. Ha detto che noi altre piacemo tanto ridere, ha scritto così, anche mia suocera, che è albanese e non solo non capisce il dialetto veneto, non capisce neanche l'italiano. Arriva con noi, grazie a questa signora suocera che noi speriamo di conoscere presto e di stringere la mano con guantini, senza guantini, ma non vedremo l'ora. E a Lidia ha anche un problema. Che potete aiutarmi perché con la mascherina io porto gli occhiali e si impannano gli occhiali. Sì, proprio. E allora, guarda qua, mi ho trovato la soluzione anche per Lidia. Che brava. La risposta la dà il Royal College of Surgeons of England. Di un son? Surgeons of England. sarà Dice, giusto. lavare il vetro con acqua micellare lascia un film sottile che riduce la tensione superficiale e fa sì che le molecole d'acqua si diffondano. Cosa vuol dire? Lavalo con detersivo per piatti, io c'hai che viene bene. Perfetto. Franca, ti vuoi dire qualcosa? Aspetta che devo dire a Renata, ti vuoi dire qualcosa? Aspetta, perché guardi, ha scritto anche a Nina da San Donà, che ha un grosso problema perché adesso con queste sagre che sono state annullate non sa dove andare a mangiare queste sine. Nina si chiama, Nina da San Donà. E ora Nina, ascolta, con tutto quel che te avrà a mangiare in tutti sti mesi, te par di dover mangiare anche a costesine? Dai mo, sei atta, tanta sei atta. Passate vergogna. E dopo abbiamo Mattia Bortolassi Mattia dice: contro un virus che al momento non ha tanta cura, la vostra allegria è una preziosa medicina. Caro Mattia, te meriti un applauso anche a te. Un applauso! Eccolo là. Ti capiamo ancora. Ecco, voglio dire qualcosa, Franca, secondo me è arrivato il momento. Dai, vai. Devo dire qualcosa anche a lei. Perché se la sente che dice, non fai mai parlare a Franca. Ni altre non famo parlare a Franca. Mi non faccio parlare a Franca. Guarda, Franca, dici qualcosa. Vuoi dire qualcosa, Franca? Parla, Franca. Anzi, parlare però. parlare? Devi parlarmi ancora? Sì. Sono veloce. Vai. Veloce. Allora cara, la Aurora di 6 anni a me ha domandato se ho problemi col gel. No, e mi piace talmente tanto l'odore che mi piace tanto, lo uso come anche profumo. E come deodorante. Dopo E dopo a dire anche che il gatto Soratoia è sempre fermo. Lo abbiamo cambiato, ma le fermo anche a questo. Guarda che tanto bello. Grazie cara, Ciao, grazie. Aurora. E dopo che abbiamo a Michela, E le amiche del mercato. ecco, la Michela che dice che ha un problema, la Michela Bigarani, che dice, grazie per la soluzione degli anelli, grazie per gli orecchini sulla mascherina che è un consiglio che avevo dato in passato, dice, ho tanti rossetti, ho tante nuance, e adesso che mi tocca mettere la mascherina non so più come fare. E allora, via proprio. Michela, tu prendi una mascherina. Guarda, io ho pensato anche a questo. Prendi un rossetto. Guarda, vai. Lo so. E te disegni a bocca qua, cosita. Guarda. Adesso ti dimmi e te metti la mascherina. No. Guarda. Michela, cosa ti pare? Questa è una invenzione per te. Guarda,
Michela, un bacio grande così. Guarda, più manevole. Eccola, bello, bello. Bene, e dopo abbiamo la Gabriella Penso. Ha negato detto che gli altri siamo doni di luce. Tipo mi sono un lampione e una basura e una lampadina. Siamo luce. Bello. Gabriella, ma spero di vederti presto e di illuminarti mie amiche e i 3 lampadine della tua vita. Ciao, Gabriella, ciao. Avevo da dire ancora qualcosa? No, mica finito. Mi voglio dire sempre dei robette che tengo lì. Cosa? Allora mi capisco che bisogna usare guanti e mascherine. Oh! Ma non stai buttando per la strada! Mi no, sei battuto, mi raccomando, porti in casa, metti il intestino. Guarda che si inquina. Che se non morimo di una roba, dopo va a finire che morimo di inquinamento. Magari il mondo, Temo. E allora adesso un'altra cosa, sempre la nostra rubrica, abbiamo i disegni dei bambini. E guardate qua, guardate Valerio e la Gilda di 9-12 anni di Orsago di Treviso, che bel disegno che ci hanno fatto. E hanno anche chiesto, con gli orcini, e ci hanno chiesto cosa sono le betoneghe. Come cosa sono? Le betoneghe sono belle signore che sa un po' di tutto e le condividiamo il nostro sapere con tutti gli altri. Sapete cari Valerio e Gilda? Siamo noi. E poi ci hanno chiesto, e dove possiamo venirvi a vedere? Allora cari, al momento non sapevamo neanche noi altri dove trovarsi. Ma se voglio vedermi me vado a specchio al momento, ma presto, dai che presto ci ritroviamo tutti. Allora Valtri, andiamo a dare su Facebook. Prima o poi venirà fuori tutte le date di nuovo e vi aspettiamo. E noi abbiamo disegno quando che siamo, Scrivevo, perché abbiamo tante belle cose da farvi vedere, mi raccomando. Bene, e adesso possiamo passare ai saluti. Bene, i saluti. Franca, vuoi tu salutare i saluti? Sì. Mi voglio salutare e ringraziare tanto la Mara Fumei che mi porta i dolcetti. Ecco, e dopo voglio anche salutare 2 cari ragazzi che si chiamano Nikita e Ludovica. Ciao cari, ciao belli. E allora invece vi saluto la Clara di 11 anni che ci segue da tanto tempo su YouTube. Mario, che Dopo abbiamo la Flaviana Gottardo, l'Annalisa Polesel, la Barbara Perale, la Paola Galon e la Federica con i suoi 2 bei bambini Matteo e Manuel, che piace tanto il dialetto. Ciao cari, ciao. Se altri di voi vogliono farci delle domande possono sempre scriverci alla nostra email che è questa qua. Eccoci là. Ti non ti ricordavi che si doveva fare così? No. Allora, la nostra mail, lachete, riavergine. E a me quella che è scioso, che sarebbe l'email senza casetta. E se invece non potete mandare la mail, ci potete scrivere una lettera a questo indirizzo qua. Ancora non si ricorda neanche e cosa se dava a fare questa cosa. Ma siccome la nostra rubrica chiude sempre con una cosa che può essere utile per tutti, l'altra volta abbiamo detto una bella cosa detta da una brava persona come Gandhi, anche oggi una brava persona che non c'è più, che si chiama Albert Einstein. Alberto? No, è senza 8, è già risparmiato. Albert Einstein. E lui era un tedesco svizzero americano, e già era un fisico. Cioè muscoloso. È il fisico, non il fisico, è il fisico, è un scienziato. Scienziato. E lui che ha detto 2 cose sono infinite. Questa la dice lui, 2 cose sono infinite. L'universo e la stupidità umana. Ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. Nomi. Albert Einstein, brava persona, lui che è infinito. Sull'universo no, ma su stupidità umana sì. Allora noi adesso vi salutiamo di tutto cuore, di tutto affetto, dandovi appuntamento al 5 di giugno. E adesso